ringrazio l'assessore qui dell'amministrazione comunale di Padova per questa iniziativa. Io personalmente, ma noi rappresentanti del COGE a livello nazionale siamo particolarmente impegnati in questo periodo, quest'anno in modo particolare, proprio per la riforma del terzo settore. Quindi è un'occasione questa ulteriore di riflessione e di condivisione con la città di Padova, e quindi ringrazio per questa occasione di riflessione che faremo insieme. Io appunto sono di Padova, ma comunque rappresento la Regione Veneto in questo periodo all'interno del COGE. Stamattina c'è stata anche una riunione dell'esecutivo a livello nazionale, ne parlo prima con l'avvocato Degani, vi racconto queste cose per dirvi di quanto davvero siamo attentamente impegnati a fare in modo che la riforma sia effettivamente applicata nel migliore dei modi, come diceva il Presidente. Che cosa comporterà questa fase storica così rilevante, così di grande cambiamento? Che è soprattutto un cambiamento culturale, quindi sottolineo, noi metteremo tutti i presupposti e sono in corso e sono in questo momento in fase di definizione di tutti questi presupposti della legge perché sia effettivamente applicata. Siamo anche convinti che è un percorso dove solo attraverso lo stare insieme, cioè quindi tutti i soggetti di questa riforma, perché non è solo il volontariato in quanto tale, cioè quindi per il Veneto significa la conferenza regionale del volontariato, ma significa anche tutti i CSV del Veneto, quindi il coordinamento dei CSV. Poi significa anche un altro soggetto che non è di poco conto, che è la Regione Veneto come istituzione di riferimento regionale, e poi le fondazioni bancarie, e poi prima e dopo. Quindi immaginate voi la complessità che quando noi ci ritroviamo all'interno del COGE di mettere insieme esigenze, realtà e costruire delle opportunità per tutto il volontariato del Veneto. Quindi questo è il nostro obiettivo. Con questo tipo di scenario sul quale noi stiamo lavorando, quindi anche c'è una complessità importante di relazione tra diversi soggetti, tenendo conto poi che nella riforma viene sottolineato il ruolo voluto poi dalla conferenza Stato-Regioni degli enti locali, quindi delle amministrazioni locali, che in precedenza nella 266 era stato evidenziato, ma che in questa legge è particolarmente evidenziato il ruolo delle pubbliche amministrazioni. Quindi un coinvolgimento diretto degli enti del terzo settore, che vi chiamerete enti del terzo settore, ODV, organismi di volontariato, e la pubblica amministrazione avrà come riferimento sostanziale, perché lo dice, adesso io non approfondisco tutti gli aspetti evidenziati all'interno della normativa sia della riforma del terzo settore del 2016 sia il codice del terzo settore, ma evidenzia proprio un ruolo delle pubbliche amministrazioni dove le pubbliche amministrazioni dovranno confrontarsi con il centro servizi del volontariato come punto di riferimento principale per la lettura dei bisogni, cioè delle esigenze del territorio, la definizione delle priorità, cioè dove si interviene, qual è la maggiore fragilità, qual è il problema più importante per la città di Padova, le priorità, e quindi che cosa, che sarà non solamente un ruolo legato all'interno del cosiddetto piano di zona, ma è a 360 gradi per tutti gli ambiti che riguardano la vita e la qualità della vita del cittadino, quindi dall'ambiente alla cultura, dal sociale al sanitario. Quindi è un'esplosione che questa riforma dà nella realtà alla pubblica amministrazione. Ed è evidente allora che c'è una grossa preoccupazione in questo senso, perché vuol dire lavorare sulla formazione, come diceva il Presidente, vuol dire lavorare su maggiori competenze anche all'interno della pubblica amministrazione, che significa un rapporto della pubblica amministrazione con i soggetti del volontariato di reciprocità. Vuol dire che la pubblica amministrazione si pone, dovrà porsi, quindi immaginate anche lo scopo, usciamo dall'amministrazione comunale di Padova, no? Ma immaginiamo la pubblica amministrazione nella sua generalità, anche
questi argomenti sono stati approfonditi in un altro convegno nazionale che si è tenuto a Vicenza in occasione dell'ANCI, organizzato dal Centro Servizi del Volontariato di Vicenza, dove erano presenti il Centro Servizi del Volontariato, il dottor Mazzini, che è un esperto consulente, e il dottor Lombardi, che è direttore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che in questo momento è particolarmente impegnato perché stanno diciamo, aprendo e chiudendo diversi decreti. Quindi il ruolo della pubblica amministrazione si va a trasformare. È da anni, sempre dal 2041, cioè da chi è all'interno della pubblica amministrazione sa qual è stata l'evoluzione in questo ambito rispetto ai processi partecipativi. Quindi si comincia a parlare di empowerment, vuol dire di regolamento della partecipazione, di tavoli di concertazione, ma dove il rapporto è di, come dice la legge, di coprogrammazione e di coprogettazione. Quindi coprogrammazione, quindi è molto forte come impegno per la pubblica amministrazione, ma anche per lo stesso volontariato e per gli stessi servizi del volontariato. Questa legge porterà al cambiamento del profilo del centro servizi del volontariato. Come sarà dopodomani dietro l'angolo? Si sta studiando, si sta vedendo. Sicuramente un punto di riferimento centrale, un'agenzia di servizi che verranno dati a tutte le associazioni di volontariato, e sicuramente punto di riferimento particolare per la pubblica amministrazione, che va dai comuni alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere. Quindi immaginate tutto questo mondo, ma nel momento in cui dovranno decidersi le convenzioni con la pubblica amministrazione, è evidente che le associazioni di volontariato, e qui sarà la forza anche delle associazioni di volontariato rispetto al centro servizi del volontariato, di manifestare una volontà precisa, e questa forza viene data da competenza che il centro servizi del volontariato avrà necessariamente, che ha già ovviamente, ma molto più rinforzato, perché sarà il riferimento principale. Ora, anche quindi la stessa regione si sta ponendo tutte queste questioni, perché poi chi sa anche di tutto questo, cioè che i famosi format delle convenzioni ovviamente verranno modificati. Quindi immaginate lo scenario. Oltretutto questo COGE diventerà un organismo territoriale di controllo, quindi mantiene il concetto fondamentale di controllo e di vigilanza sull'efficacia, sull'efficienza, sull'omogeneità, sulla qualità del servizio. I principi che vengono delineati sono molto importanti, perché non è semplicemente ti controllo la spesa e come spendi, ma soprattutto sulla qualità dei servizi che verranno erogati. Questo organismo territoriale, quindi, che andrà a sostituire il COGE, per quanto riguarda il Veneto, è insieme al Friuli, e questa è una questione anche molto dibattuta, vero avvocato? Queste ripartizioni nazionali che ci hanno un po' così, un po' fatto discutere, perché prima eravamo solo Veneto, adesso siamo col Friuli, prima si diceva che avremmo fatto il nord-est, insomma discussioni che stanno avvenendo anche a livello nazionale. E ci sarà un unico organismo nazionale che si chiama ONC, che è costituito dalle fondazioni bancarie, che avranno la presidenza di questo organismo. Poi ci saranno, come anche l'OTC, avranno la presidenza sempre affidata alle fondazioni. Poi c'è una rappresentanza delle associazioni di volontariato, ve la traduco perché ci sono proprio degli organismi nazionali, quindi c'è il SEVUNET, quindi il Forum, quindi la Conferenza Stato-Regioni a livello nazionale, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché questi fondi che vengono destinati ai centri servizi del volontariato provengono dai fondamenti della 266, il famoso 15° che le fondazioni bancarie danno ai centri servizi del volontariato, e questi fondi che sono piuttosto consistenti, c'è stato un accordo con il governo per cui una parte di questi verranno anticipati, diciamo così, dalle fondazioni, e poi ci saranno forme di detrazione fiscale. Sulle detrazioni fiscali poi sicuramente ci saranno dei seminari che il SECO organizzerà, perché ci sono delle ricadute estremamente interessanti sia per le associazioni di volontariato che anche per gli stessi cittadini. Quindi è una fase importante che di grande divulgazione che sarà necessario fare. E anche le stesse amministrazioni locali potranno avere delle ulteriori opportunità
un'attività, è un capitolo molto aperto, però anche molto delicato, che è l'affidamento dei servizi sociali direttamente a questi soggetti. Un affidamento diretto che però deve essere attentamente valutato, perché potrebbero essere delle forme di scappatoie, quindi anche qui bisogna che questo sia anche correlato alla legge sugli appalti, in modo che ci siano nella massima trasparenza, correttezza e legalità. Un capitolo altrettanto importante, su cui invito qui l'assessore e gli assessori presenti comunque già a delineare il quadro. Perché? Perché la pubblica amministrazione potrebbe affidare direttamente un servizio ad un'associazione, benissimo, anche non profit. Quindi non si tratta di cooperative, di imprese sociali, può affidare direttamente. Solo che lo può fare attraverso la formula della coprogettazione. Ora, affidando direttamente, perché fa un bando per la coprogettazione, è importante che anche su questo l'amministrazione comunale avvii un tavolo di lavoro su un regolamento rispetto alla tematica degli appalti, per evitare che ci siano distorsioni. Ora, qui in Italia ci sono anche delle altre esperienze molto interessanti che andrebbero proprio approfondite. Questo è evidente, parte da un presupposto fondamentale della trasparenza e della correttezza di ogni soggetto che partecipa a questi, tra virgolette, bandi. Quindi è un argomento di grande interesse, perché questo vuol dire che cosa? Che non solo riguarderà, diciamo, l'affidamento di servizi sociali, però anche le stesse attività di volontariato in determinati ambiti. Quindi si aprono via via, più si va dentro, a aspetti estremamente interessanti, di grande anche rinnovamento, diciamo, proprio culturale come approccio. E altra cosa altrettanto interessante è che comunque il volontario viene riconosciuta come figura di volontario, col piccolo rimborso spese, quindi c'è un'incentivazione minima ovviamente, perché è un'attività di volontariato, però anche questo è importante. Ora, come vedete oggi proprio, come sappiamo che il Ministero si sta impegnando per il primo passaggio di quello della costituzione della fondazione cosiddetta Organismo Nazionale di Controllo. Appena verrà istituita questa fondazione con i componenti, si passerà alla seconda fase, che è quella degli organismi territoriali di controllo. Noi che cosa faremo in questo periodo? Come diceva il Presidente, continuiamo a lavorare nell'ordinario, quindi tutto procede, quindi i bilanci, quindi le attività, quindi gli impegni che si sono già programmati, e nello stesso tempo comunque si sta preparando il dopo, e quindi un dopo che vede un grossissimo impegno di formazione e di informazione. Sicuramente i centri di servizio di volontariato saranno chiamati a uno sportello sempre attivo e moltissima formazione e informazione. Adesso poi c'è tutta la parte degli accreditamenti, che stanno anche valutando qualche termine, ma dovrà essere assolutamente istituita questa fondazione nazionale. Quindi noi siamo in questa fase di grande trasformazione culturale, però questo si può fare solo, come diceva prima il Presidente, l'assessore, quindi sono anche molto attenta a quello che ci dà l'avvocato Degani, che è veramente esperto in materia, ad un pensiero di un volontario che del dono e della gratuità fa il suo senso, di motivazione di un servizio. Questa è anche la forza generatrice di una società, della nostra città, della nostra provincia, del nostro Veneto e anche di questo nostro paese. Ed è questo, insomma, lo spirito di questa legge. Certo, ci sono i chiaroscuri, la difficoltà di cambiare organismi, equilibri, però ecco, credo che questo ce lo siamo detti, ci siamo impegnati in bene di costruire insieme, ecco, questo percorso, sì, con la vivacità e la dialettica, perché non immaginate voi che qualcosa va anche a cambiare, però anche con la consapevolezza che è un'occasione per sostenere ancora una volta l'importanza della solidarietà e di persone disponibili a dedicarsi agli altri.